Ciao a tutti, bentornati sul canale, bentornati in questo nuovo, anzi benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare di un giocatore che forse neanche a Firenze, soprattutto i tifosi più giovani, conoscono. Parliamo di Diego Aguirre, e perché, se avete letto dal titolo, parliamo di un amore estivo, perché Aguirre ha passato poche settimane a Firenze e poi si è praticamente dileguato. Adesso vediamo il perché. Intanto contestualizziamo la storia, parliamo dell'estate del 1988, la Fiorentina è guidata in panchina da Sven-Goran Eriksson, arriva da un deludente ottavo posto nella stagione 87-88, Eriksson viene confermato in panchina, c'è Roberto Baggio che si sta affermando come uno dei migliori talenti del calcio italiano, c'è Stefano Borgonovo che formerà proprio con Baggio una splendida coppia in quella stagione 88-89, è arrivato il vecchio bomber Roberto Pruzzo dalla Roma, che sarà incredibilmente decisivo, non segnerà mai in quella stagione, segnerà nello spareggio UEFA proprio contro la Roma, nelle storie che soltanto a volte il calcio riesce a regalare. Ma soprattutto c'è da sostituire Ramon Diaz, che è andato all'Inter. L'Inter aveva in realtà ingaggiato Macer, il famoso tacco di Allah, che però non superò le visite mediche, e l'Inter prese Diaz dalla Fiorentina. La Fiorentina deve sostituire Ramon Diaz. Uno dei candidati è un altro sudamericano, è un uruguaiano, si chiama Diego Aguirre e ha 23 anni, ma soprattutto ha deciso la finale della Coppa Libertadores, che è la Coppa dei Campioni, la Champions League sudamericana, con il Peñarol, battendo in finale l'América Cali proprio con un gol ai tempi supplementari di Aguirre. Piace a qualche dirigente, piace un po' meno a Eriksson, che in realtà lo conosce poco e non caldeggia particolarmente l'arrivo dell'uruguaiano. Aguirre però viene ingaggiato dalla Fiorentina e a Eriksson bastano 2 o 3 allenamenti per capire che il giocatore non ha un talento eccezionale e che probabilmente non è ciò che fa comodo a lui. Magari non gli dispiace neanche così tanto come calciatore, ma non è la tipologia di attaccante che fa per Eriksson e per il gioco che vuole praticare con la Fiorentina. Però dal momento che è stato ingaggiato, e soprattutto perché il campionato 88-89 inizierà a ottobre inoltrato, come succederà poi nel 2000-2001 per via delle Olimpiadi di Seul, comincerà molto in ritardo, mentre la Coppa Italia inizia come sempre ad agosto. Eriksson pensa: io provo a far giocare Aguirre in queste partite di precampionato, Coppa Italia compresa, e vediamo che succede. Il 23 agosto arriva a Pistoia l'esordio di Aguirre in Coppa Italia, si gioca Fiorentina-Avellino, la Fiorentina gioca in campo neutro, gioca in casa ma in campo neutro. La prestazione non è un granché, eppure Aguirre viene osannato, incitato dai tifosi che evidentemente si sono innamorati di questo giocatore. Negli anni 80, col fatto che gli stranieri erano tornati in Italia da poco, i calciatori stranieri erano ingaggiati da meno di 10 anni dopo la chiusura delle frontiere e la riapertura all'inizio degli anni 80, ogni straniero che arrivava, non c'erano poi chiaramente tanti filmati, non c'era, a parte internet, non c'erano neanche ancora le videocassette dei giocatori, e quindi i tifosi sognavano un po' da quello che leggevano sui giornali, da quello che si tramandavano anche tra di loro nei bar, nelle scuole e dove si ritrovavano. C'erano delle aspettative enormi, altissime sempre sui giocatori che arrivavano dall'estero, e Aguirre viene esaltato dal pubblico che lo applaude, che lo incita, ma la prestazione contro l'Avellino è assolutamente negativa. Però la Fiorentina vince. La seconda partita, qualche giorno dopo, sarà l'unico vero acuto di Aguirre con la maglia viola, perché la Fiorentina affronta la Virescit Bergamo o Virescit Boccaleone. Una volta sarebbe anche carino parlare di questa vecchissima squadra che sfiorò addirittura la Serie B un anno, ed è la grande partita di Aguirre che propizia il primo gol di Roberto Baggio, ma soprattutto al 9° minuto del secondo tempo segna di testa
il gol che vale il 2-0, la Fiorentina vincerà 3-0, c'è l'apoteosi allo stadio dopo il gol di Aguirre, che finalmente sembra essersi preso la Fiorentina non sulle spalle, ma che comunque possa essere utile alla Fiorentina nel corso della stagione. E invece che cosa succede? Che ad inizio settembre la Fiorentina gioca ad Ancona, vince 1-0 ancora con gol di Roberto Baggio, e subito dopo Aguirre gioca malissimo e subito dopo Eriksson si confronta anche con la dirigenza, con la società, e dice: io davvero non ho bisogno di questo giocatore, non riesco a vederlo nella mia squadra. Parlano anche con il calciatore stesso, si arriva a decidere di rescindere il contratto, anche perché i giocatori proprio in quell'anno, gli stranieri, possono essere tesserati in 3 per ogni squadra italiana, e quindi è importante non sbagliare, è importante non riempire quelle caselle a vuoto. Aguirre rescinde il contratto, va via da Firenze, non esordirà mai in Serie A, finisce con 3 presenze e un gol in quei turni estivi di Coppa Italia 88-89, e come abbiamo detto nel titolo e all'inizio, rimarrà per sempre semplicemente un amore estivo dei tifosi della Fiorentina. La Fiorentina poi non andò neanche male in quella stagione e i tifosi si innamorarono della famosa B2 Baggio Borgonovo, che fece tantissimi gol, e quindi di Aguirre si perse, come succede con gli amori estivi, il ricordo ben presto. E questa storia mi fa venire in mente anche che spesso le società, a parte il Real Madrid magari che compra fuori classe e gli allenatori se li godono per bene, dovrebbero sempre ascoltare e prendere spunto da ciò che chiedono e vogliono gli allenatori, perché alla fine poi sono loro che devono guidare la squadra, e quindi forse se Eriksson aveva delle perplessità già prima dell'acquisto di Aguirre, forse era il caso di starlo a sentire. Così non è stato, ma alla fine la Fiorentina ci ha messo una pezza, Aguirre ha giocato 3 partite e dopo 35 anni e passa noi ancora lo ricordiamo per quelle 3 semplici partite e per una sostanziale fuga dopo poche settimane a Firenze. Questa è la storia di Diego Aguirre, che oltretutto ha giocato fino al 1999 con pochissimi acuti, quindi non è stato neanche un grosso rimpianto. Ha giocato in Grecia e poi è tornato in Sud America, ma non ha mai più fatto parlare particolarmente di sé. Questa, come vi dicevo, è la storia di Diego Aguirre. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è sempre gratis, lasciate like, commenti, è gratis pure quello, e noi ci vediamo domani. Ciao.